Si è trovato 3 ladri in casa e uno di questi che lo ha minacciato con un coltello. 2 colpi di fucile sparati in aria per metterli in fuga. Ore 22:30, una tranquilla domenica sera si è trasformata in momenti di terrore per Flavio Barbato e la sua famiglia nella loro casa a Caltana di Santa Maria di Sala. Ho fatto 2 colpi in aria per proteggere la mia famiglia e anche la gente qua vicina, che dopo sono usciti tutti quanti, anzi mi hanno dato anche una mano, ho chiamato i carabinieri. L'unico modo per allontanarli era sparare, ci ha detto Flavio. Ora all'uomo hanno sequestrato tutte le armi detenute regolarmente. Ma non è colpa dei carabinieri perché sono venuti a sequestrare, è la legge e basta. Ecco, Secondo lei è un po' sbagliata. per me sì, come ripeto, per difendersi. A dare l'allarme è la cagnolina Beppa, che ha sentito subito i malviventi introdursi nella proprietà. Eravamo con mia madre e mia moglie seduti sotto il portico e c'eravamo anche la cagnolina e a un certo punto la cagnolina è partita a abbaiare, è andata verso di qua e a destra qua c'è un portico che c'è l'entrata e a un certo punto io sono entrato e mi sono trovati davanti, erano in 3. E a un certo punto io mi sono bloccato e niente, e mi hanno detto solo stai buono e vai fuori. E uno di 3 ha tirato fuori il coltello e io ho preso paura, mi sono andato indietro e a quel momento sono scappato verso il giardino, ho cominciato a urlare, ho pensato ai miei familiari e sono andato sopra, ho preso il fucile e ho cominciato a sparare. I banditi dopo gli spari si sono immediatamente allontanati per i campi. Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento. In loro aiuto potrebbero esserci anche le immagini del sistema di videosorveglianza della casa. Di certo non è il primo episodio per la famiglia Barbato. 2 anni fa la stessa cosa ma no, sono scappati ma non li avevo visti, sono scappati per i campi. A Santa Maria di Sala, nemmeno 2 settimane fa, hanno svaligiato un'intera via mentre in paese c'era la sagra. Quando i ladri erano fuggiti da questa abitazione, hanno tentato altri colpi. Quando che sono andati via da qua hanno fatto la via Caltana e la via Cognaro ancora.